paura a San Vito di Altivole. 2 banditi armati di mitra fanno irruzione nel market CRAI. Si fanno consegnare 1.500 euro prima di fuggire. Clienti, dipendenti minacciati. C'è il racconto dei testimoni. Tragedia lungo la 1 all'altezza di Terni. 74enne originario di Roma ma residente a Milano accosta con l'auto in panne, attende i soccorsi, viene travolto e ucciso da un mezzo pesante. Shock a Feltre, trovato morto nel suo studio l'avvocato Paolo Serrangeli, aveva 47 anni mercoledì, era atteso in aula per la sentenza sull'omicidio di Fener. Si era allontanata da casa ieri dopo una lite in famiglia, battuta a tappeto tutta la golena del Piave per le ricerche, 58enne trovata con un principio di ipotermia in una baracca. Truffa del falso incidente, nuovo tentativo di raggiro a Padova ai danni di un'anziana di 89 anni, a bloccarlo la figlia che è riuscita a far arrestare un componente della banda. L'addome continuava a crescere causando dolori sempre più intensi. La visita ginecologica fa scoprire un'enorme massa addominale di 12 kg a San Donà, l'intervento per rimuoverla. Buonasera, ben ritrovati. Il telegiornale del Veneto in apertura in diretta. Subito la rapina a mano armata. Siamo nell'Alta Marca a San Vito di Altivole. 2 banditi armati di mitra si sono introdotti all'interno del supermercato CRAI. Lì per noi c'era Christian Arboit. Questa è una rapina tranquilla. Quindi hanno scandito queste parole. Esatto, esattamente queste. Tanto che io pensavo in che senso tranquillo, ho pensato subito. Così si sono presentati 2 delinquenti che hanno fatto irruzione poco prima delle 7 della sera al supermercato CRAI di San Vito di Altivole, dove clienti e titolari hanno vissuto attimi tutt'altro che tranquilli, nonostante le premesse. Con loro un'arma lunga, un mitra. Alberto Malosso, titolare del market, con il padre parla di un Kalashnikov. Una volta che sono entrati uno mi ha buttato il Kalashnikov addosso e l'altro ha saltato la cassa, sostanzialmente non è che ha fatto il giro. Comunque là mi ha intimato avevo il telefono in mano, di togliere il telefono, me l'ha lanciato via. A quel punto là di aprire la cassa, cosa che io ovviamente ho fatto. Ho aperto la cassa, lui aveva una specie di zaino, ha preso l'incasso al volo, l'ha buttato dentro. Alla fine il bottino è di 1.500 euro, ma i 2 non si accontentano e gli mettono pure le mani addosso. Poi mi ha intimato e detto di consegnargli il portafoglio, che non avevo. E a quel punto lui mi ha tastato il fondoschiena, mi ha tastato le tasche, ha visto che effettivamente non c'era. I banditi, travisati con un passamontagna chiaro, non si fermano nemmeno di fronte a una signora 82enne che mostra loro la borsa della spesa vuota. Nel frattempo un altro giovane presente in negozio si rifugia nel reparto gastronomia e lancia l'allarme accanto all'addetta del banco. Un'azione lunga circa 2 minuti che sembrano interminabili. Ho riconosciuto che avevano l'accento dell'est, sì, soprattutto quando verso la fine hanno detto quello che impugnava che la ha detto all'altro rapinatore, ha detto andiamo, basta, l'ha ripetuto 2 o 3 volte. Quindi la fuga a bordo di una utilitaria rossa rubata poco prima del colpo, che i carabinieri trovano già in serata. Militari che indagano a tutto campo alla ricerca di segni, impronte, immagini. Mi hanno chiesto di depositare i video di sorveglianza di casa mia, perché purtroppo qui in piazza che puntano in questo luogo non ci sono altre telecamere, insomma. L'arma usata potrebbe essere un giocattolo, ma in quei frangenti poco cambia. Non ne ho idea perché era un bel bestione, onestamente. Ha temuto a un certo punto per la sua vita, immagino. Certo, anche perché non sapere se era vero o non era vero, se lo avessero utilizzato oppure no, in base a chissà cosa gli passava per la testa in quel momento là, un po' sì onestamente. È giusto che certe persone che delinquono così non stiano in libertà, onestamente. Ecco, tutto qua. Para l'82enne presente alla rapina, si è trovati i delinquenti davanti, non ho avuto paura, ha detto. In quei casi bisogna stare calmi. Era qui e io ero qui e loro sono arrivati da qua. Ha capito? E cosa fai? Aspetti. E poi addirittura avevano preso la mia borsa, quella di plastica, e io ho fatto no, questa è mia. Ersilia Ferraiuolo, 82 anni, è la cliente che si è trovata faccia a faccia con i rapinatori del market CRAI di San Vito di Altivole. Coraggio e sangue freddo non le sono mancati. Che da shock potevo stare anche zitta, per quello non ho detto niente di male, ho detto solo
Mi sembrava assurdo che prendesse una borsa vuota. E pensare che Ersilia si trovava al market per acquistare una lampadina, il suo pensiero era quello di illuminare casa proprio in funzione antiladri. Vado da Malosso, vado a prendere le lampadine e faccio un po' di spesa. Ma avevo in mente i ladri. E questo che quando sono arrivati, guarda un po', ci pensavo e sono arrivati. Questa. Sì. Per quello sono uscita, potevo anche fare a meno del resto. Da appassionata di libri e film gialli, Ersilia riesce a trarre una lezione. Bisogna star calmi, perché posso impazzire all'improvviso, ma ripeto, sarò incosciente. In quel momento io su quella cosa non ho avuto paura. A tirare un sospiro di sollievo è però la figlia di Ersilia, Barbara, vittima di una rapina nel 94 quando era cassiera al supermercato Ins di Casella d'Asolo, frammenti che restano indelebili. Sono venuti l'ultimo di Carnevale a fare una rapina a mano armata, sono arrivati in 2, sempre incappucciati, hanno fatto atterrare tutte le persone con le mani in testa per terra. Sinceramente sì, io ho avuto paura, mi sono un attimo raggelata e la paura più grande era per l'altra mia collega di lavoro perché era in gravidanza di 6 mesi, per fortuna non ha perso il bambino perché ha preso uno spavento enorme. Cambiano i tempi ma non la violenza. Ersilia, una vita da fotografa ad Asolo, vuole sdrammatizzare. Poi la cosa da ridere fa è al telefono. Parlava con i carabinieri, ha detto qui c'è una signora anziana. Io mi sono girata, ho detto dove sta signora anziana? Ma addosso io. Un altro furto, siamo a Due Ville nel Vicentino durante le feste, rubate alcune decine di migliaia di euro in contanti dalla cassaforte del supermercato. È ancora in corso da parte delle forze dell'ordine la caccia ai responsabili del furto avvenuto al supermercato di Due Ville nei pressi del casello autostradale della Valdastico. Stretto il riservo degli inquirenti sui dettagli, visto l'indagine in corso, ma trapelano le insolite modalità con cui è avvenuto. I malviventi nella notte di Santo Stefano avrebbero praticato un foro sul tetto dello stabile per poi raggiungere e forzare la cassaforte. I criminali, dopo aver messo fuori uso gli impianti di videosorveglianza e impossessati di alcune decine di migliaia di euro in contanti, sarebbero usciti indisturbati da una porta laterale. L'allarme è stato lanciato solo al mattino successivo all'arrivo dei dipendenti. Un colpo da professionisti che preoccupa l'amministrazione comunale. E sicuramente preoccupazione sia per la proprietà, visto che c'è stato questo furto, questo bottino, ma al di là del furto credo che siano più alti i danni che hanno provocato alla struttura, e preoccupazione anche per i cittadini, che poi questo fatto ha riflessi sulla sicurezza all'interno del territorio cittadino. Un fatto grave che colpisce un territorio già provato dai numerosi furti avvenuti nelle abitazioni. Il comune, investendo 150.000 euro, aveva già installato nuove telecamere di videosorveglianza, aumentando il numero di ore di accensione dell'illuminazione pubblica. Abbiamo sottoscritto una convenzione con l'Associazione Nazionale dei Carabinieri in congedo, che ci garantiscono 2 serate di vigilanza. E abbiamo stilato un accordo con delle primarie compagnie che installano sistemi di allarme, in modo che i cittadini abbiano la possibilità di installare nelle proprie abitazioni dei sistemi di controllo, di sorveglianza. Ci stiamo attivando anche sul controllo del vicinato, che è l'altro strumento molto importante. Insomma, la preoccupazione è alta, noi come amministrazione ci stiamo adoperando per garantire nei nostri limiti, nelle nostre possibilità, quanto è necessario. Stava viaggiando in direzione Roma lungo l'autostrada A1 quando un guasto dell'auto lo ha costretto ad accostare in attesa dell'arrivo dei soccorsi, ma è stato travolto e ucciso da un camion. La vittima è il 74enne Giampaolo Gatti, romano d'origine ma da tempo domiciliato a Milano. È accaduto all'altezza di Terni. A travolgerlo un autotreno carico di rottami che correva verso Napoli. Trascinato sull'asfalto per oltre 10 metri tra i rottami della sua auto, per Gatti non c'è stato purtroppo nulla da fare. Poi c'è lo shock in provincia, la notizia della morte dell'avvocato Paolo Serrangeli. Siamo in provincia di Belluno. Il legale, 47 anni, con studio a Feltre, originario di Alano di Piave, è stato trovato privo di vita all'interno del suo studio questa mattina, dopo che la madre, allarmata perché non lo sentiva, da qualche giorno ha chiamato il 115.
È morto l'avvocato Paolo Serrangeli, trovato senza vita nel suo studio in via 31 ottobre a Feltre dai Vigili del Fuoco, allertati dalla madre che non aveva sue notizie da qualche giorno. Paolo Serrangeli aveva 47 anni e viveva ad Alano di Piave. Uno dei suoi ultimi interventi nell'aula del Tribunale di Belluno a metà dello scorso dicembre in corte d'assise per l'arringa di difesa con il collega Marcello Stellin di Pedro Liver Dominguez, imputato nel processo per l'omicidio di Antonio Costa a Fener. Un caso non ancora concluso. Mercoledì prossimo a Ruolo l'ultima decisiva tappa della vicenda giudiziaria che l'aveva impegnato particolarmente. Estroverso, eccentrico, preparato, lo ricordano i colleghi del Foro di Belluno, sconvolti dalla notizia che si è diffusa nella tarda mattinata quando i Vigili del Fuoco hanno aperto la porta dello studio di Serrangeli e ne hanno rinvenuto la salma. Sconvolti gli amici. Era fantastico, se poteva aiutava tutti, ci sono rimasto davvero molto male, mi ha scioccato. Avevamo un appuntamento ieri e stranamente non rispondeva, che non è cosa da lui, perché ripeto anche alle 2 di notte lui se poteva ti chiamava e ti rispondeva e ci sono rimasto malissimo. Era una persona, non solo un avvocato, lo era di più, era molto umano. Serrangeli si era laureato in giurisprudenza all'Università di Firenze, amava la musica e nel 2022 si era candidato a sindaco di Feltre con la sua lista Fantastilista Anarchica, nata per raccogliere il dissenso. Rivoluzionare il mondo, cambiare la politica, il suo motto, che non gli portò fortuna contro l'attuale sindaca Viviana Fusaro. Stamattina, dopo la macabra scoperta nella centralissima via 31 ottobre, sono arrivati i carabinieri della compagnia di Feltre per i rilievi e gli accertamenti e anche la sostituta procuratrice Roberta Gallego, che ha disposto un'ispezione esterna. Maserata sul Piave, siamo nella Marca trevigiana per raccontarvi di una donna, una 58enne trovata con un principio di ipotermia in una baracca. Si era allontanata da casa nel pomeriggio di ieri. L'hanno trovata qui, rannicchiata su questa panchina in pigiama con un principio di ipotermia, spaventata. L'epilogo fortunato di un caso che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. È la storia di una 58enne di Maserata. Eccola mentre viene caricata sull'ambulanza dei Vigili del Fuoco. È da poco passata la mezzanotte. La donna era scappata di casa al termine di una lite nel pomeriggio. In bicicletta aveva percorso 300 metri fino ad arrivare qui in questa baracca in via Matteotti per nascondersi. A pochi passi dal Piave, nel buio e nel freddo della notte. Le ricerche iniziano poco prima delle 20. Ad innescarle il messaggio del sindaco a chiedere un supporto ai carabinieri in congedo e alla sua protezione civile per i Vigili del Fuoco arrivati con 16 uomini, tra i quali anche i sommozzatori di Vicenza. Ieri sera faceva abbastanza freddo, i Vigili del Fuoco erano in un gruppo numeroso, avevano dei droni per la misurazione della temperatura corporea che vagliavano tutta la parte dell'alveo del Piave, mentre in questa zona è stata effettuata una ricerca tramite praticamente celle telefoniche. Hanno verificato l'ultima posizione del telefono della persona scomparsa e di conseguenza hanno chiuso il cerchio, hanno delimitato un po' la zona di ricerca. Sono state le unità cinofile alla fine a trovarla qui in questa baracca. La donna stava attraversando un momento di forte disagio, è stata trovata in stato confusionale, subito soccorsa e portata in ospedale. Un'area vasta da Salettuola a Candelù, quella setacciata da almeno una quindicina di persone che hanno operato con l'ausilio di droni con termocamera e GPS. Tanta la soddisfazione di averla trovata. Come donna è stata una soddisfazione perché comunque senti tante cose in giro che sono più gravi, quindi trovare una donna viva dopo una ricerca è sempre una soddisfazione sia per i miei colleghi volontari sia per me come presidente donna. Siamo a Padova, nuovo tentativo di truffa ai danni di un'anziana di 89 anni. A bloccarlo la figlia che è riuscita a far arrestare uno dei componenti della banda. Suo figlio ha provocato un grave incidente ed è in prigione, ci servono subito dei soldi per aiutarlo. È iniziata così la telefonata arrivata nella casa di un'anziana di 89 anni che vive a Padova. Per fortuna a rispondere c'era la figlia della donna che la accudisce ogni giorno e che ha subito capito che dall'altra parte della cornetta c'era un truffatore e così, con prontezza di spirito, ha retto il gioco dal telefono fisso della mamma avvisando il figlio di contattare il 113. Avrebbe dovuto incassare
incassare in un batterbaleno 9.000 euro in contanti il 21enne che dopo qualche minuto si è presentato alla porta dell'anziana. Si è invece trovato davanti gli agenti della squadra mobile della questura che nonostante un suo tentativo di fuga lo hanno bloccato e arrestato. 21 anni, residente a Modena e incensurato, per il giovane è scattato l'arresto con l'accusa di tentata estorsione. Processato per direttissima, è stato condannato a 2 anni di reclusione e al pagamento di 500 euro di multa. Un fenomeno in triste aumento che per fortuna ha trovato nella figlia dell'anziana una cittadina capace di fronteggiarlo contattando immediatamente la polizia. Ancora a Padova con i camper di nomadi che stazionano da oltre un anno nei parcheggi lungo le strade. Siamo nella zona della Stanga e così arriva l'ordinanza del comune. Sono le volanti della polizia a intercettare i primi 2 camper parcheggiati nel quartiere Stanga, in violazione all'ordinanza del comune di Padova che per motivi di intralcio alla circolazione ha disposto il divieto di sosta. Erano arrivati all'esasperazione i cittadini del quartiere che da oltre un anno convivevano con il problema di alcune famiglie di nomadi ormai quasi stanziali. Abbiamo questa situazione di grosso degrado qui in zona, perché loro non sono abituati ad usare i cassonetti delle immondizie, ad usare i bagni come si deve e andare al bagno, perché tutto quanto viene fatto sui marciapiedi. Un problema discusso anche in consiglio comunale, puntualizza Manfrin. C'erano dei camper che non erano neanche in condizione di poter girare, non avevano fanali, non avevano nulla che a noi avrebbero lasciato circolare e loro invece potevano fare tutto. Negli ultimi tempi, fatalità, dopo alcune situazioni che sono successe sul territorio, i camper sono cambiati, sono diventati seminuovi. Chiara l'allusione. Da un anno a questa parte, infatti, i cittadini del quartiere hanno notato un aumento dei furti. Una delle vittime è Roberto, derubato mentre era in vacanza. Hanno portato via l'oro, l'hanno trovato, soldi e anche vestiti, giubbotti che ho dovuto andare a comprare 4-5 senza sentire niente, nessuno ha sentito niente. È successo. La settimana scorsa l'appartamento attiguo al mio sono andati, hanno scassato gli infissi anche lì e hanno portato via, sono riusciti a portare via l'oro perché sono stati disturbati e sono saltati giù dalle finestre. L'ordinanza è un obiettivo chiaro, spiega Diego Bonavina, assessore alla sicurezza. L'intervento che abbiamo ritenuto di fare è un intervento molto semplice, cioè quello di fare un'ordinanza che vieta il parcheggio degli automezzi lunghi più di 5 metri. L'ordinanza è stata fatta proprio per consentire la possibilità di elevare delle sanzioni. Chiedono controlli puntuali i cittadini contenti del primo intervento, ma le domande restano. Non so se servirà a dargli una contravvenzione perché parcheggiano su uno stallo che non è a loro adeguato. Chiaro che se c'è un pressing della polizia locale, della polizia di Stato che vedo adesso in questo momento per fortuna, magari c'è la possibilità, però non penso sia il loro problema quello di pagare, o meglio non la pagheranno mai, poi la sanzione per divieto di sosta. Guasto alla rete elettrica alla stazione centrale di Milano, tantissimi ritardi, la rabbia dei passeggeri, anche 170 minuti di ritardo per i treni in arrivo a Mestre dalla stazione di Milano. Le conseguenze del guasto alla linea elettrica della stazione Milano Centrale, avvenuto alle 7 di mattina, si sono inevitabilmente sentite anche in parte del traffico ferroviario veneto. Non certo a livello di quelle 8 ore necessarie in Lombardia a ripristinare tutti i treni, ma sufficienti a creare dei disagi anche pesanti. Alla stazione di Mestre, a mezzogiorno, l'Italo da Milano Centrale delle 9.52 veniva dato con 170 minuti di ritardo, il Frecciarossa delle 10 con 160 minuti di ritardo. Un altro Italo delle 11.52 da Milano Lambrate veniva però già dato con soli 30 minuti di ritardo. D'altronde la riattivazione delle linee da e per Venezia è stata la prima, alle 10.30. In partenza da Mestre il treno per Trieste Centrale aveva 160 minuti di ritardo. Fuori dalla stazione ci sono degli autobus sostitutivi. Questo fine settimana, il prossimo, proprio la linea Venezia-Trieste è interrotta dalle 23 del venerdì alle 6 di domenica nella tratta Mestre-Monfalcone per interventi propedeutici alla realizzazione del collegamento con l'aeroporto di Venezia. Per i disagi provocati dal guasto di Milano, Trenitalia ha disposto il rimborso integrale per chi ha rinunciato al viaggio, mentre in Parlamento già si scatenava la polemica tra i leader dell'opposizione e il ministro dei trasporti Salvini.
C'è un nuovo studio della CGIA di Mestre. Nel 2025 le imprese venete dovranno affrontare un significativo incremento di costi energetici. Vediamo. Le imprese venete si trovano ad affrontare un aumento delle bollette di 1,5 miliardi di euro rispetto al 2024, con un incremento del 19,3%. La spesa complessiva potrebbe raggiungere i 9,5 miliardi di euro, secondo le stime dell'ufficio studi della CGIA di Mestre. Dall'aumento delle bollette, il Veneto sarebbe una delle regioni più colpite, perché registra un volume di consumi tra i più elevati d'Italia. Ma anche le conseguenze di questi rincari sarebbero altrettanto negative. Pensiamo a un'impennata dell'inflazione che costringerebbe la BCE ad alzare i tassi di interesse. Questo chiaramente andrebbe a colpire i consumi, gli investimenti e la crescita del nostro PIL. Perciò è fondamentale mettere un tetto al prezzo del gas a livello europeo e utilizzare subito e in modo efficace i fondi del PNRR. Ricordo che entro il 2026 ne dobbiamo mettere a terra altri 130 miliardi. È una cifra importantissima che, se ben investita, può ridare slancio anche al Veneto e un futuro più sereno a tutto il Paese. In Veneto, negli ultimi 18 mesi, sono stati spesi 10 miliardi di euro in aiuti pubblici per mitigare la crisi energetica che ha colpito l'Europa tra la fine del 2021 e l'inizio del 2023. Tuttavia, questi aiuti non sono più disponibili. All'aumento dei prezzi di gas ed energia si aggiunge il rischio di una spirale inflazionistica che gli esperti paragonano a una tassa ingiusta, riducendo il potere d'acquisto delle famiglie. Una cinquantenne di Jesolo ha subito l'asportazione di una massa addominale, pensate, di 12 kg che occupava l'intero addome. L'intervento eseguito nell'ospedale di San Donà. All'ospedale Città del Piave di San Donà, una cinquantenne di Jesolo ha subito l'asportazione di una massa addominale di 12 kg con dimensioni di 25 cm per 50. L'intervento, eseguito dalla direttrice dell'unità di ginecologia, dottoressa Marica Soldà, ha rivelato che la massa occupava l'intero addome, spostando organi come intestino e utero. Curiosamente, inizialmente si pensava che la massa fosse leggermente più piccola e, nonostante l'allerta dell'equipe dei chirurghi generali, non è stato necessario il loro intervento. Il decorso post-operatorio è stato regolare e la paziente è stata dimessa in buone condizioni generali. Andiamo a Bassano del Grappa, dove è stata celebrata l'ordinazione episcopale del cardinale Fabio Baggio. Da Bassano al mondo, il viaggio spirituale e fisico di andata e ritorno è quello del cardinale Fabio Baggio, scalabriniano, da oggi anche arcivescovo. La cerimonia di ordinazione episcopale si è svolta nella chiesa della Santissima Trinità in quartiere Angarano, alla presenza del cardinale Michael Cerny, presidente del Pontificio Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, del cardinale Silvano Maria Tomasi e del vescovo di Vicenza, Monsignor Giuliano Brugnotto. Sì, lo voglio. Il rito di ordinazione parte con i 9 impegni espressi a voce. A seguire la prostrazione durante le litanie, l'imposizione silenziosa delle mani degli altri vescovi e poi il libro dei Vangeli sopra la testa, l'unzione crismale, la consegna dei Vangeli, dell'anello, del palio, della mitra e del pastorale. A Monsignor Fabio Baggio il Papa ha affidato la diaconia della parrocchia romana di San Filippo Neri alla Garbatella e il titolo di vescovo di Urusi, antica diocesi tunisina, oggi soppressa. Nello stemma episcopale, assieme al motto "Mi indicherai il sentiero della vita", sono richiamati il fondatore dell'ordine, San Giovanni Battista Scalabrini, con i 2 angeli sulla scala di Giacobbe, uno proteso verso Dio, uno verso gli uomini, e il protettore San Carlo Borromeo, con la sua croce di legno bordata d'oro. Tra pochi giorni il cardinale Baggio compirà 60 anni e continuerà a dedicare il resto della sua vita agli ultimi e alle periferie del mondo. Ci fermiamo con questo applauso, grazie per essere stati in nostra compagnia. Dopo di noi, come sempre, c'è il meteo. Arrivederci.